Nuvole grigie avvolgevano le colline al di là del Po. Il vapore scendeva con lenta indolenza sulla pianura, col suo carico umido, che si posava sui vestiti, sui capelli, infastidiva la pelle. Il fiume scorreva tranquillo, largo, con la sua placida maestà e indifferenza, accarezzando sfumature grigio-bluastre sempre più scure. Nessun segno di vita, né sopra né sotto la superficie. Erano lontani i giorni dello sciabordio di battelli e canoe, delle gite di turisti, famiglie di germani reali, lontani i giorni degli incontri furtivi e palpitanti con la sua Marianna, i pomeriggi assolati, i trepidanti abbracci. Leo passeggiava in compagnia della sua sola inquietudine per i vialetti del giardino che lambiva il fiume. Quei luoghi che l'avevano visto innumerevoli volte al braccetto di lei ora lo osservavano muti portare in giro la sua costernazione. Si era cacciato suo malgrado in una di quelle situazioni che portano a fondo come un gorgo di un fiume insidioso nella sua apparente bonarietà. Ci aveva messo un poco del suo. L'impressione che si portava dietro era quella di aver subito la piena, di essere stato in balia della corrente, degli eventi che l'avevano condotto fino a quel punto. Pensava che alla sua età, con la sua esperienza, non avrebbe più dovuto stupirsi di nulla, e invece scopriva come la vita potesse ancora sorprenderlo e risultare molto più imprevedibile e bizzarra di qualsiasi fantasia. Gli sembrava che gli avvenimenti degli ultimi 6 mesi gli avessero messo in discussione tutto ciò che aveva provato, pensato e sperato negli ultimi 20 anni. E in tutto ciò Marianna non aveva avuto una parte insignificante. L'incontro con quella donna si era rivelato devastante. I loro destini si erano incrociati e la passione era subito avvampata, sfuggendo a ogni considerazione razionale. Ma così come all'improvviso il fuoco si era innescato, scatenando una reazione a catena, repentinamente tutto era finito, lasciandolo esausto e col terribile sospetto di aver vissuto un sogno troppo corto che si era tramutato in un incubo. Tutto aveva avuto inizio e tutto era ruotato attorno a quella donna. Angelo o demone, capace di sollevarlo nel più estasiante paradiso, così come di cacciarlo in una poggia infernale. Una donna capace di tutto, anche di uccidere. Nulla è mai come sempre. Non lo è quel reticolo di portici aperti che accompagnano le vie del centro e incorniciano piazze e piazzette, illudendoti di darti rifugio e di metterti in salvo. Lei profuma di caffè, aroma forte, a tratti stordente, che ti prende di dentro, evocando ardori che si consumano in fretta e ti lasciano esangue.
Non vi è una forza più intensa della sua ostinata bellezza, che ti propone di metterti in gioco, di imparare a volare più in alto, oltre le torri di Palazzo Madama, oltre la torre di San Giovanni, per aprire gli occhi e capire quanto siano deboli le tue certezze, illusorie ed evidenti apparenze, palpitanti e celate passioni. Ma Leo sembrava incredibile perdersi a Torino, la sua amata Torino. Le sentiva pulsare il cuore e percepiva il calore, ora di madre, ora di amante, ora di amica o sorella. E invece è accaduto, così all'improvviso, senza alcun segno che potesse allarmarlo o fargli intuire ciò che sarebbe successo. E Leo si è perso. Grazie a Giancarlo Cruz, all'associazione Origami Tutto, la biblioteca di Buono San Bernazzo e tutti